se ne stanno occupando i nostri cari amici. Sono ferito, chiamiamo un'ambulanza. Ovviamente il nostro ospedale sta funzionando alla grande, ferite curate 3 al giorno, malattie curate 2 al giorno. L'ospedale è una delle prime dei primi servizi da fare subito. C'è Lupin da questa parte, Lupin, Jigen e Gaemon che si stanno divertendo. Vediamo che stanno facendo. Sono stato derubato, ecco che probabilmente starà passando l'auto di Lupin insieme a Jigen. Vediamo dove sono, eccoli qua, vediamo di trovarli nella nostra cittadina. Sono spariti, maledizione. Ah, ecco qua, questa deve essere la dimora sia di Lupin che di Jigen. Eccoli qua, maledetti. Residenza Broglia, devono essere qua dentro, forse stanno imbrogliando a qualcuno. Ok, $74.000 dobbiamo recuperare sul campo della polizia, però prima un centro di depurazione delle nostre acque reflue deve essere collegato a una zona che possa essere ampliata, quindi vediamo di metterlo proprio in una zona adatta. Perfetto, allora qui può andare abbastanza bene, eccolo qua. Allora vediamo un po' di recuperare un po' di terreno per quanto riguarda le nostre acque reflue, vediamo se eccole qua, il nostro piccolo impianto di depurazione. Guardate un po' questo contenitore circolare con una specie di raggio che andrà a ripulire il tutto. Per adesso è in cercasi di personale. I lama pagano il biglietto, un autobus municipale di un vicino deve fare 100 viaggi. Dannazione, non sono riuscito a leggerlo. Vediamo un po' se possiamo capire qualcosa nella sezione degli obiettivi. Eccolo qua. Allora, vediamo cosa abbiamo sbloccato appena adesso. Eccolo qui. I lama pagano il biglietto, un autobus municipale di un vicino deve fare 100 viaggi nella tua città in un anno. Ben fornito, abbiamo tantissimi obiettivi che adesso devono essere completati, quindi dobbiamo recuperare su questo campo. Perfetto, allora il problema della depurazione è stato eliminato, dobbiamo adesso eliminare questo problema delle consegne. Nuovi camioncini, perfetto, stiamo attenti a Gaemon e a Jigen che ci possono derubare anche il carbone. Ok, perfetto, cosa sta succedendo per quanto riguarda l'estrazione? Deposito è pieno, non vi preoccupate che stiamo eliminando il tutto. Ok, diamo un'occhiata alla popolazione, 21.000 abitanti, wow come cresce, addirittura a vista d'occhio. Bene, vediamo un po'. Ovviamente non abbiamo nessuna domanda residenziale, come potete ben vedere, solo una piccola domanda ad alta densità, però questo non è un problema perché per adesso ce la stiamo cavando abbastanza bene. La città aumenta perché i cittadini sono felici, quindi non ci sono problemi per adesso. Allora, vediamo un po', la domanda industriale sta aumentando, maledizione, ci sono questi dannati edifici che il terremoto ha mandato a pezzi, quindi vediamo di vedere quale altro edificio si ritrova in difficoltà. Eccolo qui. Perfetto, quindi con una bella strada chiudiamo questa zona del commercio proprio qui in alto con una zona a bassa densità, con una strada a bassa densità. Eccola qui. Non è possibile disegnare una strada attraverso edifici collocati, maledizione. Vediamo di metterci da questa parte. Ok, vediamo un po', perfetto. Molto bene. Ancora con le acque reflue, ovviamente deve passare un po' di tempo prima che le acque vadano ad essere smaltite. Molto bene. Allora, vediamo cosa succede. Cibo e estetica hanno bisogno di lavoratori, i nostri cari amici. Ancora problemi con la nostra estrazione. Eccoli qua, minerali. Mi sa che dobbiamo aggiungere qualche altro camion dei trasporti, ne aggiungeremo 2 e adesso amplieremo la zona industriale proprio in questa fascia. Perfetto, allora, eccoci qui. Ok, hanno bisogno di personale i nostri amici, cercasi lavoratori, quindi attenzione, c'è qualcuno infelice dove si fa shopping in questa città, il valore del terreno è diminuito a causa della miniera dei minerali. Vediamo adesso di capire più o meno cosa succede nella sezione dei parchi. Allora, i cittadini sono scontenti in questa parte. Allora vediamo di aggiungere una nuova zona. Ecco che la felicità ovviamente aumenta, potete ben vedere. Vogliamo un parco qui intorno, è stato fondamentale per aumentarti il morale, amico mio. Vediamo di metterne un altro. Eccoci qui, io ti metto il parco, amico mio, e tu diventi triste. Questo sarà sempre il solito isolato della città che dobbiamo sbattere fuori, proprio sarà l'unico infelice come a tutti. Allora vediamo un po', perfetto. Per quanto riguarda la nostra questi dannati crimini stanno prendendo il sopravvento. Vediamo di aggiungere un'altra bella cella di prigione. Facciamo Alcatraz, ragazzi, aggiungendo anche un'altra piccola macchinina della polizia. Il sergente Grassia sarà qui dentro. Molto bene, perfetto. Allora, vediamo un po', 20.000 abitanti. La copertura da parte della polizia sarà disponibile anche per i vicini. Qui stiamo estraendo carbone come tanti pazzi. Perfetto. Allora, vediamo un po', vediamo se abbiamo un'altra zona dove poter espanderci. Questa ovviamente è una zona che dobbiamo tralasciare. Vediamo se possiamo aggiungere qualche altra casa in questa fascia. Ecco qua le prime residenze. Ci sono anche altre zone a bassa densità qui, vediamo di migliorarle. Vediamo un po'. Questa zona proprio è a bassa densità, deve essere necessariamente migliorata con un altro parco, anzi mettiamone 2 parchi come una sorta di miglioramento. Perfetto. Ok, ovviamente la densità, maledizione,
starà aumentando proprio in queste città, in queste casette dove abbiamo messo i nuovi parchi, quindi i nuovi sistemi. Allora, ancora con questi tubi intasati, qual è il tubo di scarico obsoleto, maledizione? Inquinamento del sottosuolo accumulato, ma ce la stiamo cavando abbastanza bene, dovrà passare anche qualche altro minutino. Allora, abbiamo 25.000 dollari, adesso vedremo di posizionare il nostro quartier generale del metallo, il nostro quartier generale dei metalli, però per prima cosa mettiamo un bel furgoncino della salute. Eccolo qui, il nostro centro salute, mettiamolo qua, perfetto. Adesso immediatamente arriveranno dei furgoncini che si occuperanno quindi di far stare attenti quindi i nostri cittadini. Allora, per quanto riguarda ovviamente l'ambito della sanità. Ok, ecco qua che i nuovi negozi stanno accumulando ovviamente come dire, nuovi acquisti. Allora, vediamo per quanto riguarda ovviamente la densità della popolazione. Eccoci qua, nuove persone pronte ad espandersi. Vediamo di mettere innanzitutto altre zone. Ah, queste sono a media densità, perfetto. Allora, vediamo un po' da questa parte quello che sta succedendo. Vediamo di migliorare queste strade, se non l'abbiamo già fatto. Ok, queste sono tutte ad alta densità. Ok, miglioriamole da queste parti, perfetto. Media densità, molto bene. I nostri cittadini saranno felici di vivere in queste zone, perché ovviamente le strade a media densità probabilmente, anzi sicuramente ridurranno il traffico stesso. Ok, perfetto, molto bene, straordinario, la città sta avvenendo proprio secondo i miei obiettivi. Ok, allora vediamo un po' cosa sta succedendo. Perfetto, diamo un'occhiata alla nostra cittadina, alla nostra donna aderente all'ambiente. Piazza una discarico, aggiungi zone di scarico, maledizione. Vediamo di completare questa nuova missioncina. Ecco qui una nuova zona di scarico, amica mia, e mi sa che dobbiamo migliorare la nostra stazione. Eccola qua. Ok. Allora, probabilmente avremmo completato la nostra missione e infatti ce l'abbiamo fatta. Ok, 20.000 abitanti, ci stiamo espandendo proprio nella maniera adeguata, possiamo vedere già diverse persone che sono riuscite ad ampliare le loro capacità economiche. Maledizione, ovviamente con la presenza di queste dannate industrie da questa parte, la felicità dei nostri cittadini sta diminuendo. Vediamo di mettere un nuovo parco proprio in questa zona, eccoci qua, vediamo di aumentare il morale ai nostri cittadini che non se ne devono andare dalla nostra piccola cittadina. Ok, stiamo convertendo gran parte della popolazione al medio reddito, ci stiamo specializzando verso questa nuova zona. Ok, mettiamo altre nuove zone residenziali perché potete vedere che le industrie hanno bisogno di lavoratori. Eccoci qua, perfetto. Stiamo attenti a queste dannate catastrofi perché il terremoto mi ha fatto prendere un bello spavento. Oh, perfetto, 20.000 abitanti. Allora, se mi riposo un po' forse mi passerà. Probabilmente sarà ammalato il nostro amico, però l'ospedale e la clinica se la stanno cavando molto bene. Potete vedere 19 pazienti su 25, quindi non abbiamo problemi per questo piccolo settore della nostra sanità. Cosa succede alle nostre industrie? Chiuso, carenza di lavoratori, potete vedere che sta aumentando la richiesta di lavoratori in città e sarà proprio quello che faremo adesso. Mettiamo nuove zone residenziali per accogliere nuovi cittadini, perfetto, la zona ovviamente qui industriale deve essere sfruttata al massimo perché altrimenti non ci espanderemo, quindi ovviamente metteremo i parchi per velocizzare il tutto, anzi per aumentare il morale dei nostri cittadini. Scusate per aver collocato questa strada abbastanza storta, però ovviamente non c'era spazio. Ah, ecco già le prime case che si stanno evolvendo proprio a livello successivo. Perfetto, mettiamo anche un'altra bella zona a bassa densità che andrà a collocare tutto proprio da questa parte. Ok, nuove industrie proprio parallele a questa strada e nuove residenze vicine appunto a questa zona industriale. Perfetto, mettiamo immediatamente dei nuovi parchi, per forza qualcosa aderente allo sport. Un bel campo da baseball sarà fondamentale per aumentare ai nostri cittadini la felicità. Vediamo di metterlo in una zona adeguata, qua può andare abbastanza bene, tutti i cittadini che si trovano qui intorno andranno a giocare a baseball e sicuramente aumenterà il valore del terreno. Vediamo un po', perfetto, mettiamo innanzitutto un altro bel parco perché ovviamente le zone col verde sono fondamentali non solo per farci andare a fare i bisogni ai cani ma anche per far divertire ovviamente i propri bambini. Perfetto, mettiamo un altro bel parco da questa parte. Ok, nuova zona a media densità utile per le nostre industrie. Vediamo un po' come sta andando adesso la sezione della popolazione. La domanda a bassa densità sta aumentando e sarà proprio quella che andremo a collocare vicino alle industrie stesse. Perché questo? Perché possiamo dare un'occhiata alla mappa del valore del terreno. Ok, per abitanti a basso reddito, e gli abitanti a basso reddito saranno proprio quelli che andranno a lavorare nelle nostre industrie non sviluppate perché non ci stiamo dedicando all'educazione come stavamo facendo a Lucre Town. Quindi questa zona è tutta buona per abitanti a basso reddito, mentre questa ovviamente deve essere migliorata da questi determinati parchi per delle persone che ovviamente avranno uno stile di vita diverso. Perfetto, quindi questa zona verrà completata. Ecco che arrivano nuovi cittadini, mancherà un pochino, vedete un po' che stanno
stanno diminuendo le due richieste. Guadagniamo sempre 7000 all'ora. Tubi di scarico obsoleto con un impianto di depurazione delle acque. Vediamo cosa succede. I tubi di scarico non servono. Disattivali o demoliscili per risparmiare soldi. Grazie amico mio, non me ne ero accorto. Ok, eliminiamoli. Vediamo come sta andando adesso la nostra centrale dello smaltimento. Vediamo, diamo un'occhiata più da vicino. 44 litri in eccesso. Ok, abbiamo eliminato finalmente questo punto. E abbiamo recuperato anche un po' di soldini. Ok, c'è qualcosa che succede nella nostra centrale di Zor Sergente Ingrassia. Questa piccola stazione non ce la fa più, sindaco, siamo una grande città adesso, tempo di espandersi. Ora è accesso al distretto di polizia. Il distretto di polizia, amici miei, volete l'ispettore Gadget? Non so se ve lo posso mettere all'ispettore Gadget, dobbiamo stare attenti, perché l'ispettore Gadget vuole 95.000 dollari per arrivare in città, quindi dobbiamo stare... ecco Lupin e Jigen che escono dalla loro casa, eccoli qui, e addirittura la polizia li insegue. Vediamo cosa succede, una sparatoria. Vediamo... Eccoli, probabilmente li hanno beccati. Mamma mia, eccoli qua che li portano via sulle tracce di un criminale. Stanno cercando sia Lupin che Jigen. Eccoli qua, sia Zorro che il sergente Ingrassia li stanno cercando. Ah, l'hanno beccato, Lupin l'hanno catturato, Zenigata l'ha beccato. Vediamo dove lo porta. Ecco, alla più vicina stazione di polizia. Mamma mia, quanto mi piace passare attraverso le case. Guardate che figo. Sembra proprio essere immersi nella città. Guardate proprio da lontano la piccola centrale dei minerali. Eccola qui, proprio uno spettacolo. Nostro municipio. Andiamo più avanti, vediamo cosa c'è qui. Ah, la stazione degli autobus, perfetto, deposito per navette, sta andando tutto alla grande. Passiamo davanti al nostro municipio, ragazzi, non c'è nessuno, questa deve essere una specie di gita turistica. Ok, in funzione, non ci sono lamentele, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Guardate che figa, la zona proprio della raccolta d'acqua, come i pistoni vanno a raccogliere l'acqua tramite una piccola pressione nel nostro sottosuolo. Ok, adesso arriviamo verso la zona a bassa densità, piccole roulotte, migliora le strade per aumentare la densità. Oh, così vicini, mamma mia. Aumentiamo le strade, media densità, olè, fatto, media. Vediamo se adesso hanno intenzione di cambiare il tutto. Altra strada a media densità. Ok, vediamo un po' cosa succede. Perfetto, vediamo un po' se adesso i nostri amici avranno intenzione di cambiare il tutto. Oh no, alta densità. Maledizione, ho sbagliato proprio tasto. Ok, non c'è spazio a sufficienza per aumentare la densità, amico mio. Gli spazi sono questi che ci sono. Allora, cosa succede per quanto riguarda la nostra sezione dell'estrazione? Vedo qualche cosa che non va. Allora, vediamo. Carenza di acqua. Ancora con quest'acqua. Vediamo un po'. Innanzitutto dov'è la sezione dell'acqua? Allora, meno 4 litri di acqua. Le nostre stazioni, anzi le nostre torri idriche stanno pompando alla grande. Però non va così. Dobbiamo collegare in questa zona un'ottima stazione di pompaggio. Vediamo un po' se possiamo metterla nella zona adeguata, proprio vicino a quest'area industriale, visto che industrie ne abbiamo parecchie adesso. Eccola qui, ci sono ben 1590 litri. Ok, posizioniamola. Adesso l'acqua non sarà più un problema. Ecco qua, addirittura litri in eccesso. Se ci saranno problemi, ragazzi, come potete ben vedere, una bella pompa di filtraggio può essere fondamentale per ripulire l'acqua, che sarà ovviamente sporca, quindi vedremo un po' di depurarla. Ok, ovviamente in questa zona non mettiamo il dito nella piaga, eliminiamo queste dannate industrie, perfetto, lasciamo quindi un po' il tutto all'aperto. Ok, vediamo di mettere anche un'altra zona di bassa densità proprio da questa parte, visto che abbiamo bisogno di lavoratori a bassa densità. Ecco qua, potete vedere la domanda come cresce proprio al massimo. Uniamo anche queste due rette, facciamo una bella retta perpendicolare a questa, molto bene. Scusate, mettiamo un'altra bella strada a bassa densità. Ok, nuove zone residenziali. Mi dispiace ragazzi, ma dovrete vivere intorno alla miniera di carbone. Ecco, ci serve acqua, stiamo pompando alla grande, tranquilli. Ok, domanda residenziale ancora che cresce. I nostri cittadini si stanno ampliando anche in questa zona. Vediamo come sta andando. Dove si fa shopping in questa città? Ah, mi sa che volete una nuova area commerciale. Ma mi sa che qua si stanno ampliando proprio per voi, amici miei. Non avete bisogno di questo. Dobbiamo solo attendere che i cittadini arrivino in questa nuova zona. Ok, perfetto. Ci sono ancora lavoratori che mancano, ma stanno arrivando alla grande. Siamo a quasi 20.000 abitanti. Qui addirittura c'è un'altra zona commerciale, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Allora, l'ispettore Gadget adesso arriverà. Crimini al giorno ancora 5, Alcatrax come va qui? 6 auto della polizia. Lupin è scappato di nuovo, maledizione. Forse era un manichino, come in un episodio di Lupin. Mi ricordo l'unica volta che l'avevano beccato era un manichino, maledizione. Eccolo qua, Lupin che scappa. Ma guardate quanto è veloce, eccolo qui. Vediamo.
Eccolo, maledizione, va a rubare qualcosa. Vediamo dove si dirige. Seguiamolo tra i quartieri bassi della nostra città, quelli un pochino più lugubri. Eccolo qui, addirittura taccheggio. Mamma mia, criminalità in aumento. Adesso arriva l'ispettore Gadget. State tranquilli. E vediamo che cosa succede. Taccheggio in corsa, arriva la polizia. Zenigata. Eccolo qua, Zenigata che prende il ladro e lo porta immediatamente nella macchina. Eccolo qua, porta un prigioniero in cella. Abbiamo visto da vicino che il nostro impianto funziona alla grande. Allora, cosa sta succedendo? Ah, mi ero dimenticato. Perdonatemi, Zenigata non arriverà, ma dobbiamo collegare immediatamente il nostro quartier generale dei metalli. Ok, il nostro quartier generale dei metalli lo mettiamo in questa zona che ancora non è stata sfruttata, perfetto, al prezzo di $37.000. Molto bene. Allora, il quartier generale dei metalli raccoglierà pian piano che andremo a estrarre carbone e metalli un determinato valore che potrà farci sia comparare con le classifiche mondiali che aiutarci per il collocamento sia della divisione del commercio. Stanco di inciampare su carbone e minerali grezzi? Hai bisogno di esportarlo un po' fuori città. Vendendo i tuoi prodotti nel mercato globale guadagnerai tantissimi simeleon. Questo è ovviamente necessario per una città che si incentra sul commercio. Divisione di ingegneria migliorerà le imprese perché lascia dalle spalle la produzione irrisoria di quella miniera. Ovviamente gli ingegneri hanno grandi progetti per creare una miniera di carbone avanzata, ovviamente quelle per eliminare l'inquinamento. $67.562.000 guadagnati al mese per le nostre estrazioni. Quella che andrò a creare sarà la divisione di fusione, proprio per andare a creare la nostra piccola fonderia. Ok, molto bene, stiamo andando alla grande. Spazzatura come siamo? Perfetto. Dopo lo sconvolgente omicidio la polizia locale è sotto i riflettori. Dove sono i poliziotti? Perché i criminali aumentano giorno dopo giorno? C'è Lupin libero in città, tutti i criminali lo seguono come un dio. Quindi potete vedere che eccoli qua già che continuano a correre i nostri... Ah, ecco dei gran negozi che si stanno potenziando nella nostra piccola città. 20.000 abitanti, stiamo andando alla grande. Ecco che sta aumentando anche la domanda a bassa densità, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Mi sa che adesso dobbiamo migliorare il tutto per quanto riguarda l'alta densità. Perché? Vedete un po' che stiamo già collegando nuove zone, come dire, abbiamo bisogno di nuovi lavoratori, quindi vediamo di mettere nuove zone ad alta densità proprio in questa fascia. Allora, vediamo per quanto riguarda la nostra sezione dei parchi. Perfetto, eliminiamo, intanto mettiamo un attimino la velocità più bassa, eliminiamo questi piccoli parchi e facciamo convertire il tutto in alta densità. Come? Mettendo immediatamente dei parchi formali o addirittura delle piazze. Eccoli qui, perfetto, mettiamone anche un altro da questa parte. Questa piccola zona è iniziata la costruzione della prima villa nella nostra piccola cittadina. Ok, mettiamo un'altra zona da questa parte. Queste zone verranno implementate, anzi verranno migliorate e diventeranno zone ad alta densità proprio per le nostre nuove industrie. Ok, necessariamente sarà obbligatorio mettere una nuova zona aderente al commercio per questa nuova fascia di popolazione. Rimuoviamo questa zona, perfetto, eliminiamo questa stradina, tutte le case che si ritrovano all'interno e mettiamo una nuova zona commerciale che sarà dedicata ai colletti blu della nostra cittadina. Vediamo come va qui, una nuova zona, perfetto, vediamo di migliorare il tutto. Ok, questa zona sarà dedicata quindi al commercio. Perfetto, allora, zona a bassa a media densità, Tres Chic, si aprono nuove boutique a Barbary Coast, perfetto, speriamo ci sia un negozio di barbieri, così siamo proprio in tema. 17.000 abitanti, perfetto, stiamo migliorando di giorno in giorno, eliminiamo qualche stazione dell'acqua, visto che abbiamo posizionato la nostra zona di raccolta dell'acqua, ci ritroviamo ancora a 68 litri d'acqua, perfetto, abbiamo recuperato anche un po'. Allora, miglioriamo tutte le strade che si ritrovano in queste condizioni, vediamo per quanto riguarda la nostra sezione dei parchi, perfetto, eccoci qua. Queste zone ovviamente devono essere aumentate, quindi di densità, devono ritrovarsi all'alta densità almeno, perfetto, olè, alta densità, daremo la possibilità di espandersi. Perfetto, perché ovviamente le strade sembra che giochino un ruolo abbastanza scarso in SimCity, però sono fondamentali per far crescere quindi i nostri cittadini. Alta densità, media alta densità, perfetto, ce la stiamo cavando molto bene, proprio adesso con il commercio, con l'estrazione. Adesso le strade, maledizione, potete vedere che stanno implementando una perdita di denaro, perché ovviamente la manutenzione costa e anche abbastanza. Ok, eccolo qui, mettiamo altre zone, perfetto. Abbiamo ampliato il tutto secondo le nostre aspettative, potete vedere già i primi grattacieli, se questi possiamo chiamarli grattacieli, si stanno espandendo e accoglieranno sempre più persone. Ok, vediamo un po' per quanto riguarda domanda commerciale residenziale raggiunge la media densità, ci saranno altre persone pronte ad espandersi, vediamo un po', eccole qua, proprio in questa zona. Adesso daremo un'occhiata proprio di migliorare il tutto. Perfetto, spero ragazzi che questo video all'interno di SimCity vi sia piaciuto, proprio avete visto come si sta evolvendo la nostra sezione del commercio.
commercio, potete vedere un po' la nostra miniera di carbone che sta esportando davvero diversi minerali, 89, ecco ancora qua c'è bisogno di un altro nuovo magazzino, anzi un altro nuovo centro per l'esportazione, vediamo come vanno adesso i nostri piccoli centri, ok, stiamo accettando consegne di minerali, addirittura qui siamo al completo con lo stoccaggio dei minerali, mi sa che è necessario aggiungere un camion delle consegne proprio qui, anzi ne aggiungiamo perfettamente 4, perfetto, anche da questa parte ne aggiungeremo altri 4 in modo tale da velocizzare anche le consegne. Ah, addirittura i livelli di inquinamento di Mealy Island stanno aumentando, dannazione ragazzi, non inquinate in maniera spregiudicata, lo so che io qua sto collegando tantissime industrie, però ovviamente dobbiamo cercare di ridurre gli inquinamenti al minimo. Allora, vediamo un po', perfetto, i cittadini stanno andando alla grande, stanno continuando ad arrivare nella nostra piccola città, attenzione, che cos'è? L'epicentro del terremoto? No, 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 perfetto, ok. Nuove ville, molto bene, risolveremo il problema della nostra densità molto rapidamente. Adesso se soddisferemo la nostra la domanda residenziale ad alta densità, vedremo un po' di collegare altre zone a bassa densità, soprattutto in questa parte di mappa che non è stata completamente sviluppata. Perfetto. Vi ricordo che abbiamo anche la ferrovia in questa zona, quindi aggiungere magari un nuovo luogo per raccogliere cittadini, quindi magari una nuova la stazione appunto per i treni in questa parte di mappa sarà fondamentale per esportare in maniera più rapida le nostre risorse. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, la città inizia a prendere forma, abbiamo guadagnato diversi abitanti, ma soprattutto ci stiamo espandendo verso una nuova verso un nuovo obiettivo. 6.600 dollari al giorno con le tasse al medio e nessun prestito, anzi solo un prestito, cioè stiamo andando proprio alla grande. Dovrò migliorare questo fatto della popolazione, cioè sarà necessario aumentare la popolazione, perché come potete vedere i cittadini vogliono proprio venire nella nostra città, solo che devo cercare di giostrare meglio questa situazione. Vediamo innanzitutto di eliminare anche questa parte. Ok, quindi all'interno dei prossimi gameplay cercherò di specializzarmi soprattutto sulla, come dire, sull'aumento della nostra zona residenziale, in modo tale da far arrivare più lavoratori e quindi a ottenere più industrie, quindi un'economia più solida. Fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento ragazzi. Ciao a tutti, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay.